E su alcuni temi legati alla sicurezza e ai decreti Covid interviene Raffaele Padrone, vice segretario nazionale di FSP, Polizia di Stato. Sentiamolo in questo videomessaggio. Ben ritrovati cari telespettatori, grazie direttore. Quello di quest'oggi vorrei che fosse un incontro puramente per scambiarci gli auguri, fervidi auguri di buon Natale. Siamo il 21 dicembre e fra qualche giorno appunto sarà Natale, quindi quello che aspetta agli uomini delle forze dell'ordine, non solo della Polizia di Stato ma di tutti gli uomini delle forze dell'ordine, è una settimana veramente impegnativa perché dovremo anche considerare che oltre alle problematiche legate al Covid ci sono tutte quelle serie di problematiche e di interventi che quotidianamente andiamo a svolgere. Io questa sera voglio chiaramente fare un augurio particolare, soprattutto ricordare tutte quelle persone che purtroppo non ci sono più, e quindi mi stringo cordialmente ai familiari delle persone, delle vittime del Covid, di questa maledetta pandemia. Un saluto agli uomini, ripeto, uomini e donne delle forze dell'ordine, perché con il loro impegno, con i loro sacrifici riescono a garantire a tutti noi la sicurezza di cui abbiamo bisogno per girare in maniera spensierata e tranquilla sulle nostre strade. Un saluto e un augurio di buon Natale a tutti gli amici, a tutte le persone che mi conoscono, agli amici, colleghi, ma agli amici anche del mondo dello sport. Lo sport che chiaramente rimane l'alternativa a questo momento particolare per distrarsi un attimino, e quindi un augurio di buone feste anche agli amici che condividono con me magari il ciclismo in questo momento. Un augurio non può mancare alla mia famiglia e quindi ai miei familiari, a mia moglie Loredana, e in questo momento un particolare saluto alla suocera che a causa di una brutta sciatalgia si trova distesa a letto e quindi vivrà il Natale in maniera ancora più particolare. Ma tutto passerà. Questo Natale sarà sicuramente ricordato come un Natale non sicuramente bello, non magnifico Natale, anche se nei nostri spot televisivi passano tutte quelle belle canzoncine di Natale. Sarà un Natale sicuramente diverso, sarà un Natale che credo ci ricorderemo per tutta la vita, ma ripeto, passerà, e credo che con molta pazienza dovremmo cercare di superare questo momento, questo triste momento. Ormai sono 9-10 mesi che ci portiamo dietro questa pandemia, e quindi rivolgo, ripeto, gli auguri a tutti, alla redazione, al suo staff, direttore, a lei direttamente, all'editore, e credo che dobbiamo solo aspettare momenti migliori. Noi ci vediamo per gli auguri del fine anno, del Capodanno, dove magari un particolare momento dedicato anche a chi è abituato a fare questi fuochi d'artificio, e soprattutto i ragazzi, dovrà essere fatto. Attenzione, perché anche lì ci saranno sicuramente delle restrizioni, quindi dei controlli particolari in quella sera, in quelle serate. Grazie ancora direttore, auguri veramente di cuore a tutti. Grazie a lei direttore.
È stato presentato stamani a Palmanova il sistema per la sorveglianza domiciliare pazienti Covid-19 del Friuli Venezia Giulia. Il servizio